Ciao a tutti e bentornati con questa nuova intervista. Oggi siamo qui con una nuova associazione. Come vi chiamate e di che associazione fate parte? Allora, noi siamo VIP Friul Clown e facciamo parte della federazione di VIP Italia e i clown di corsia. Ok. E quali sono i vostri nomi? Allora, il mio nome è Potolino Ciacabrac. Potolino Ciacabrac. Abbiamo spellingato. La mia assistente... Ole! Molto bene. Di che cosa si occupa la vostra associazione nello specifico? Sì, diciamo che portiamo un po' di sollievo ai pazienti in ospedale, nelle case di riposo, anziani, quindi gente adulta e anche bambini. E in più abbiamo anche collaborazione con l'associazione Luca Onlus, da cui facevamo dei domiciliari. Adesso purtroppo abbiamo portato le cose online e quindi il nostro scopo è quello di tirar via un po' di pensiero a queste persone, alleggerirgli un po' il dolore degli ospedali e come si dice, la casa di riposo. E, Sì, comunque della solitudine, del sì, malessere. ecco, la solitudine nella casa di riposo, sì, sì. Certo. Portare sì un po' di, se posso aggiungere un po' di colore, allontanare quello che è la quotidianità e il vissuto statico che si vive in questi luoghi. Certo. Ecco, poi non so se posso anticiparti. Sì, poi che cosa fate durante l'anno? Ecco, allora, come diceva la mia collega, sì, noi durante l'anno, ovviamente quest'anno per causa Covid è stato tutto stravolto, ma noi quindi avevamo dei servizi in pediatria, andavamo quindi in pediatria oppure in RSA a Palmanova, nelle case di riposo, inoltre abbiamo delle manifestazioni in piazza. Di solito nel mese di maggio c'era la giornata nazionale del naso rosso, la GNR, così chiamata, e dove noi appunto puntavamo il nostro pensiero, il nostro vivere, la nostra filosofia di volontariato nelle piazze. E in più ci sono anche a livello nazionale anche altri progetti più importanti come le missioni che ci permettono anche di andare anche fuori dall'Italia e anche ci sono aperti da poco con missioni ad esempio anche in Cina, quindi anche progetti molto importanti a livello nazionale. Certo. Adesso ti chiedo di descrivere la tua associazione, il VIP Friul Clown, con 3 parole, un gesto, una posa, una canzone. Puoi farli tutti o puoi scegliere quello che preferisci. Allora, per descrivere il Friul Clown mi viene in mente pensiero positivo, che la contoniamo in una parola, sorriso e abbraccio. Poi come posa magari... Esatto, anche a me. E la canzone, assolutamente una canzone molto importante per tutti noi è Viva la gente, simpatica ovunque tu vai. Perfetto. Adesso volevo chiedervi qual è il punto di forza o la caratteristica che più vi fa notare, la più importante della vostra associazione. Sicuramente il Camic ci riconosce dalle altre VIP, quello sì. E dopo l'unione che c'è, i nostri allenamenti dove noi ci confrontiamo, ci facciamo anche i coccolini. Il gruppo, sì, quindi sì. E quindi anche il fatto di avere la battuta pronta, no? Facciamo anche queste prove. Una cosa che ci può fare anche l'affetto che portiamo, ecco, questo penso che sia una grande cosa, anche gli abbracci che andiamo a fare nelle piazze, sì, no? Ogni tanto. Vi caratterizza molto, Sì, insomma. Sì, poi sono esperienze forti che comunque uniscono ancora di più il gruppo e quindi fanno
creano un'empatia fra di noi veramente forte, che anche quando che una persona lascia l'associazione comunque è sempre un ricordo positivo, e anche quando ci si rivede, anche magari al di fuori, dico caspita che bello, mi ricordo ancora di quando ero giovane facevo certe cose. Certo. E infine volevo chiedervi, nonostante insomma sappiamo come sia la situazione sanitaria da ormai un pezzetto, come siete messi quest'anno? Ecco, purtroppo noi, operando principalmente negli ospedali, tutte le nostre attività sono praticamente ferme nella modalità in presenza da più di un anno, perché da marzo dell'anno scorso che noi non svolgiamo appunto i nostri servizi, le nostre attività negli ospedali. Per quello che ci è stato possibile abbiamo tramutato le nostre attività online, soprattutto quelle che ci vedono partecipi fra di noi, quindi quelli che noi chiamiamo i nostri allenamenti, quelli che ci continuano a tenere attivi e a tenere coeso e unito il gruppo. Quello è stato trasferito online, e solo, diciamo, solo alcuni dei nostri servizi sono stati portati online. Quello che, ad esempio, quello che mi facciamo noi, che lo chiamiamo servizio domiciliare, che portiamo avanti con l'associazione Luca, quello sì, siamo riusciti a portarlo online, appunto perché non vede come intermediario una struttura ospedaliera. Certo. Molto bene, allora la prima parte di domande è finita qui. Adesso abbiamo preparato un giochino, una sorpresa, e quindi faccio entrare le buste. No, è molto, molto, molto facile, molto carino. Adesso faccio entrare le buste, quindi sigla. Molto bene, adesso come vedete davanti a voi avete 3 buste di 3 colori diversi, con all'interno per ognuna un gioco diverso. Quindi in base a quello che sceglierete avremo insomma questa sorpresa, nuova attività. Una grossa responsabilità. Cosa scegliamo? Un barabacci cocco, 3 civette sul comò. La 2. Molto bene, siete sicuri della vostra scelta? Super sicuri? Io avevo scelto proprio la 2. Sì, Perfetto. è quella che mi sta più simpatica, è la 2. Accendiamo? Molto bene. Molto bene, allora la busta da voi scelta è la numero 2. Adesso la apriamo per scoprire che gioco c'è dentro. E il gioco che avete scelto è il gioco del contrario. Consiste, questo gioco, nel porvi delle domande, alle quali voi però dovrete rispondere con la risposta sbagliata. Quindi dovete stare attenti a dire il falso. Ok. Capito? Molto bene. Sì, abbiamo capito com'è. Molto bene, allora abbiamo la lista delle domande, potete rispondere una a testa, potete consultarvi come meglio preferite. Ricordatevi sempre che dovete rispondere con la risposta sbagliata, non con quella giusta. Ci verrà Quindi mi facilissimo. raccomando. Ok? Molto bene. Siete pronti? Possiamo cominciare? Via. Perfetto. Allora, la maglietta della 15ª edizione di Pozzolandia era azzurra scritte gialle o gialla con le scritte azzurre? Gialla con le scritte azzurre. Perfetto. Di solito la parata iniziale di Pozzolandia inizia alle ore 9 o alle ore 10? Nove. Ottimo. Il primo premio della lotteria dell'ultima edizione di Pozzolandia era un televisore a 49 pollici o un impianto anti-intrusione? Abbiamo tanta intrusione. Assolutamente. La prova di clown era. Perfetto. Di solito la merenda per i bambini era una merendina e un succo di frutta oppure crackers e mela? Crackers e mela. La salute prima di tutto. Di solito, dopo la presentazione iniziale di Pozzolandia, ci sono gli spettacoli o i balli di gruppo? Questa so che la sai tu. Gruppo. La sai tu.
la risposta giusta però quella, dovete rispondere con quella sbagliata. Mario, non sapevamo che era quella giusta. Mamma mia. Ok, dai, prossima. Pozzolandia si conclude con i palloncini o le bolle di sapone? Bolle di sapone, noi che siamo clown. Eh, Mi pare giusto, mi pare giusto. Di solito nei panini di noi volontari c'è il prosciutto con il formaggio o l'insalata con il pomodoro? salata con il pomodoro per prepararci l'estate. Molto leggero. Di solito ci sono più di 200 o meno di 200 volontari a Pozzolandia? Jerry, questa è difficile, Jerry, questa è difficile. Io so che tu la sai. Meno, mi pare. Ti pare giusto, allora. Siete bravi qua. Top! Il nome d'arte del conduttore di Pozzolandia, che è un vostro collega addirittura, quindi non potete assolutamente sbagliarla, è questa. È Padellino o Budellino? Padellino. Padellino. Top! Pozzolandia, verso che ora finisce? Verso le 18 o verso le 20? Le 20. Le 20, sì. Top. Nelle torte della famosissima gara delle torte di Pozzolandia non si devono mettere creme o agrumi? Lo so. Agrumi. Giusto, giusto. Da brava Agrumi. tortiera. Top. Di solito partecipano più di 20 associazioni o meno di 20 associazioni alla manifestazione? Meno. Top, giustissimo. Parliamo degli esordi di Pozzolandia adesso. Pozzolandia è iniziata nel 2004 o nel 2007? Allora, radice di 4, riporto di 2, tolgo gli anni di mia nonna, sommo quelli... 2007. Ottimo. 2007. Pozzolandia si festeggia solitamente la prima o la seconda domenica di maggio? In condizioni normali senza pioggia, eh? Condizioni normali senza pioggia. Sì. Prima domenica di maggio. Volevo dire seconda domenica di maggio. Mi sembra più giusto. Ecco. Molto bene. Quale tema di Pozzolandia non c'è mai stato? Quello del super volontario o quello della Pozzolandia futuristica? Pozzolandia futuristica io l'ho già sentita. Giusto? Lo so. E quindi? Super volontario? Ah, ok. Ottimo, super. Di solito i premi della lotteria di Pozzolandia sono più o meno di 30? Meno, palesemente Giusto, meno. giusto, perché siamo cattivi. Assolutamente. Poi... I gazebi nell'area verde Oh. sono messi per formare una X o un cerchio? La X di X-Men. Perfetto, molto bene. Vedo che il gioco eravate preparatissimi. Molto bene. Adesso però c'è un'altra attività che dobbiamo fare che consiste, che si chiama, è una famosissima challenge, abbassa un dito se. Quindi voi avrete le vostre mani alzate, con le vostre 10 dita alzate, e quando avrete fatto una di queste cose dovrete abbassare un dito. Abbassa un dito se hai mai partecipato a Pozzolandia. Abbassa un dito se hai mai montato un gazebo a Pozzolandia. Abbassa un dito se hai mai partecipato alla parata iniziale. Abbassa un dito se hai mai vinto qualcosa della lotteria. Abbassa un dito se hai mai mangiato la pasta asciutta a fine Pozzolandia. Abbassa un dito se hai mai usato la maglia di Pozzolandia come pigiama. Sì. Anch'io l'ho usata, sempre.
Abbassa un dito se hai mai sentito cantato l'inno di Pozzolandia. Sì. Già è... Sì, ma poi Dai, sì, resta può insieme essere, a sì. me. Può E poi non me la essere, ricordo. sì, può essere. Martino, questa parte non metterla. Non so a che numero sono arrivato. 7. 7, io dico 7. Quindi hai già tolto tu? Non lo so. Siamo arrivati. Io dico di Ok. sì, via. Boh, allora. Abbassa un dito se hai mai partecipato al lancio dei palloncini finale. Ok. Abbassa un dito se ti è mai capitato di smontare un gazebo di corsa perché è iniziato a piovere. Sì. Abbassa un dito se, come ultima domanda, sei mai stato contento o fiero di aver partecipato a Pozzolandia? Beh, molto bene, direi che però ha vinto Olè. Olè! Molto bene. Allora, anche questa attività è finita, quindi adesso ci tocca passare alle domande conclusive di questa nostra intervista. Oibo. Vi chiedo un ricordo che vi viene in mente pensando a Pozzolandia o un bel momento che avete passato ovviamente durante questa manifestazione. Ma a parte che è tutto bello, però penso che la parata iniziale, la parata iniziale è la cosa più bella, sì. Molto bene. Invece, per te? Assolutamente la parata iniziale è un momento di... Ma anche la conclusione, devo dire. È un momento molto di unione, si sente il calore, farà anche Tra chi le partecipa, farà la associazioni. cittadinanza, le varie associazioni. C'è veramente un'emozione speciale, no? È veramente una coesione bellissima e rara, secondo me, da vedere al giorno d'oggi. Molto bene. Adesso vi chiedo se ci volete anticipare, fare uno spoiler di quello che avete intenzione di fare o quello che vorreste fare in questa edizione di Pozzolandia che è un po' particolare. È un po' una carrellata di quello che abbiamo fatto durante l'anno, sì. Oh, ma prepareremo anche, no, sostanze, progetti ad hoc, fuochi d'artificio, no? Prepareremo anche del bel materiale, verrà fuori qualcosa di carino. Verrà fuori un bel numero, insomma, Assolutamente, direi. sì. Perfetto. Il numero 2. Molto bene, adesso passiamo all'ultima domanda. E vi chiedo perché partecipate a Pozzolandia e perché secondo voi i nostri ascoltatori dovrebbero parteciparvi. Allora, tanto partecipiamo perché comunque si fa parte con l'associazione di questo comune, quindi è giusto esserci. E perché comunque, come dicevamo prima, c'è questa unione, questo bisogno anche adesso come non mai di sentirsi uniti, di sentirsi amati, di sentirci vicini. Non saprei cos'altro aggiungere, veramente. Perfetto così, mi sa. Ottimo, perfetto. Allora, grazie mille di essere stati con noi. Grazie a E voi. concludiamo questa intervista, quindi alla prossima. Grazie, è stato un privilegio.